Amici appassionati di futsal, buonasera e ben ritrovati. Il saluto vi arriva dal Palasport Gino Cesaroni di Genzano da Mattia Esposito e Marco Angelini. Atto numero 19 della Serie A quinto, c'è area di derby sul Pala Cesaroni, quello tra Ecocity Genzano e Fortitudo Pomezia. Sembra davvero tutto pronto, arriva adesso il fischio, si inizia a giocare e il primo possesso è proprio della Fortitudo. Ma occhio che qui Barrichello prova a ripartire 1 contro 2, Barrichello si sposta il pallone sul destro e calcia, conclusione centrale, attento Moliterno a respingere la conclusione di Barrichello. Raubo a dare una linea di passaggio, è bravo poi a girarla di prima per Lusnig che sbaglia però il tocco di ritorno per Raubo. Allora 2 contro 2, pallone per Taborda che rientra sul sinistro e calcia 2 volte, bravissimo Moliterno, e forse qui Taborda ha perso un tempo di gioco, poteva andare a calciare subito con il destro. Barrichello, isolamento per giocarsi questo 1 contro 1 su Dudu, le finte di Barrichello che va a calciare col sinistro e colpisce il palo. Grande giocata di Barrichello che sorride con un pizzico di amarezza perché stava per farlo, molto bello. Ha capito che è un po' in difficoltà, adesso prova a scendere con Moliterno Intanto qui occhio alla conclusione, al volo di Tiaghigno, non male questa soluzione sull'asse Moliterno-Tiaghigno. Quello che deve fare. Intanto pallone scodellato per Matilara che calcia male, pallone sul secondo palo per Tiaghigno da parte di Dudu che non riesce semplicemente a spingerlo in porta. Qui il tocco di Matilara che favorisce Michelangelo che va a duellare proprio con Guerini, calcia Michelangelo forte sul primo palo con i piedi, attento Stefano Mammarello. Sì Mattia, solo per dirti che Michelangelo non è al top della forma. Intanto qui la conclusione di Ricci. Sicuramente a giocare, mi hanno rassicurato dalla panchina del Pomezia, continua. Eccolo il fischio, Micheletto la lascia lì per Barrichello, gran conclusione di punta, attento e molto bravo Moliterno perché quel pallone era partito a 200 all'ora. Riconquista alta dell'Ecocity che prova ad attaccare con Barra che riapre per Barrichello. Barrichello va ancora alla conclusione, stavolta non c'è il tocco di Moliterno. Un po' di stanchezza si fa sentire e l'intensità che mette nella pressione sul portatore di palla ovviamente è diversa. Attenzione. Occhio qui allo scambio con Dudu che di punta la infila, l'incrocio dei pali, assistenza di Raubo, puntata di Dudu, 5 minuti 15 secondi e la Fortitudo sblocca la partita. Allora imbucata sotto le gambe perfetta e poi il gol lo fa col movimento di scarico, guarda qui. Bucata, poi fa finta di andare a sinistra, non lo vediamo bene dal monitor ma dalla diretta si era visto benissimo. Micheletto se lo perde da lì, Mammarella non può assolutamente fare nulla perché calcia forte e preciso. Ecco qua, giocata classica questa, Marco. Sì, è lo scarico dell'uomo che noi vediamo nel nostro sport, e sport fatto di pochi metri. Matteus tocca per Michelangelo che calcia, buona la diciamo così posizione in questo caso di Micheletto. Pallone scaricato su Micheletto che calcia col mancino, arriva la risposta di Moliterno e poi non riesce nel tapin Guerini. Ricci, la cosa che più è impressione è proprio la sua non paura, nel senso proprio la sua personalità nel provare determinate giocate. Finito il primo tempo, Pomezia che è in vantaggio anche meritatamente perché è riuscito a sfruttare l'occasione nel momento proprio di difficoltà, ha fiutato la preda in difficoltà. Riponiamo in archivio i primi 20 minuti di questo derby e lo facciamo con la Fortitudo avanti 1-0 sull'Ecocity. Occhio qui al pallone dentro e arriva il gol del pareggio dell'Ecocity, anche in maniera un po' casuale se vogliamo, Marco Angelini, ma si sa, lo abbiamo detto nel primo tempo, le palle da fermo possono essere decisive, ne abbiamo avuto proprio l'esempio pratico. E qua non fortunato Gattarelli perché è stata un'autorete. Fa questo gesto con il corpo, non riesce a evitare l'impatto con la palla. Ha provato a togliersi, ma credo ci sia stato anche un tocco precedente di Lara. Sì, è Lara che si è spostato leggermente il corpo. Ma guarda, questo ovviamente sì, tocco di Lara. Tocco di Lara che ha mandato praticamente completamente fuori tempo allora, Gattarelli. Guarda, ti devo dire la verità, non fortunato qua il Pomezia. Lo puoi spendere, anche se è sempre meglio non regalarlo in quella posizione di campo. Attenzione. Intanto occhio Taborda, non era male questo rimorchio di Pablo Taborda. Barrichello si gira, sfida Tiaghigno, se ne va Barrichello e ancora una volta Moliterno sempre presente, sempre a dire di no.
Intanto occhio a Pablo Taborda che prova a scappare sull'Osnig, prova anche la conclusione, non riesce a centrare lo specchio della porta, spalle alla porta, difende il pallone, poi prova anche a fronteggiare, offre a Gastaldo che non riesce a restituire il pallone di ritorno a Barra, se lo ritrova tra i piedi, batte Moliterno, l'ha ribaltato questo derby Lecco City con il gol di Federico Barra, 2-1. Qua Pomezia ancora non fortunato, perché è vero che Barra aveva trovato Gastaldo in profondità, poi un rimpallo permette a Federico di arrivare sulla palla che la impatta benissimo. Guarda qua è tutto fatto bene, poi c'è anche in questo caso sfortunata la fortitudo. Sì, è un rimpallo tra Lusnik e Lara, si ritrova la palla a Barra lì, che però è bravo perché la mette proprio, la alza quel tanto che basta per non permettere a Moliterno di intervenire. Eccolo Dudu, quasi a portare un blocco Lusnig, la conclusione di Matteus, occhio che la porta è sguarnita, Barrichello prova a portare il pallone, c'è Tiaghigno che prova a recuperare la posizione, Barrichello calcia, forse scheggia anche la traversa, clamorosa occasione per il 3-1. Attenzione. Intanto occhio qui a Micheletto che tocca per Brunelli, di ritorno per Micheletto, game, set and match con il tocco sotto misura di Leonardo Micheletto a 13 secondi dalla fine, Lecco City cala il tris. Guarda Mattia, Pomezia forse non meritava di perderla questa partita, ma Lecco City non ha rubato niente, e rispetto anche alle gare che ha fatto nelle ultime due, Meta Catania come Napoli, questa vittoria ci stava, nel complesso ci stava. Pomezia è stato sicuramente sfortunato, poi nel momento decisivo le è mancato, diciamo, quel qualcosa in più per portare a casa un risultato questa sera. Barrichello dunque l'MVP di questo derby con la conclusione di Matteus, la parata a mani aperte di Mammarella e anche l'ultimo squillo di questa partita, vince un derby pesantissimo Lecco City, lo fa in rimonta, lo fa anche aiutato dagli episodi, però bel derby, bella partita e direi complessivamente per quanto abbiamo visto in questi 40 minuti vittoria meritata per Lecco City. Grazie davvero per essere stati in nostra compagnia, il saluto e l'augurio di un buon proseguimento di serata vi arriva da Mattia Esposito e Marco Angelini. Buona serata.